Intanto ringrazio anche tutti voi di essere qui. Diciamo che questo secondo incontro si riallaccia a un primissimo incontro dove ho cercato a grandi linee, in maniera molto semplice, di delineare appunto due grandi famiglie della massoneria, perché solitamente si parla della massoneria come un unico organismo, invece l'idea che ne è uscita la volta scorsa è appunto quella di separare due grandi famiglie massoniche, quella inglese con un'attitudine più legata al mondo conservatore e tradizionalista, mentre quella francese più legata al mondo progressista. Diciamo che gli scopi anche di questa serata non sono degli scopi puramente didattici, non c'è un docente dei discepoli, lo scopo è invece quello di scambiarsi opinioni e idee partendo però su dei fatti storici. Questo è fondamentalmente il concetto di questi eventi. Quindi non sono qui chiaramente per dare lezioni a nessuno ovviamente, ma molto banalmente cerco solo di parlare di storia, no? Di storia con un'attitudine particolare, che è quella appunto dell'esoterismo, del mondo esoterico e delle società iniziatiche. Bene, questa sera diciamo il campo si allarga un po'. Nel primo evento, nella prima serata, abbiamo parlato appunto, come dicevo, della massoneria e abbiamo parlato di come influenza in qualche modo anche il mondo contemporaneo. Tutta la storia contemporanea è stata segnata da una grossa e dura lotta tra la massoneria inglese e la massoneria francese. Qual è però chiaramente il limite di quella visione? Che sembra quasi che tutta la storia del mondo sia in qualche modo riassumibile in un perenne scontro tra massoni inglesi e massoni francesi. Chiaramente quello è un quadro semplificato. Questa sera cerco di allargare un po' questa visione geopolitica, includendo altre due realtà di cui si parla molto spesso. Una è la Chiesa cattolica e l'altra è il mondo ebraico. Spesso in internet, in varie realtà, si parla appunto di queste comunità come se fossero un'unica grande istituzione che domina il mondo. Questa sera invece cercherò di spiegare come queste realtà interagiscono tra di loro, dialogano tra di loro e soprattutto si dividono anche fra di loro. Quindi in sintesi non c'è un unico vero governo mondiale, ma ci sono diverse istituzioni che vorrebbero istituire un governo unico mondiale, ma per il momento non ce la fanno, proprio perché sono in lotta tra di loro. Beh, partendo dalla massoneria, la volta scorsa appunto dicevamo di come l'Inghilterra, più in generale la massoneria inglese, promuovesse in qualche modo tutto ciò che era legato al patriottismo, al nazionalismo, alla tradizione. D'altro canto invece quella francese, come dicevo appunto, è legata a un mondo diciamo progressista, un mondo che vada oltre lo Stato nazionale, no? E quindi l'idea è di utilizzare i diritti, soprattutto i diritti umani e i diritti sociali, per creare delle strutture sovranazionali che possono essere dal volontariato, e quindi la Croce Rossa per fare un esempio, fino magari all'ONU, alle Nazioni Unite, cioè grandi realtà che regolamentano strutture più semplici, appunto, gli stati nazionali. E quindi già da questo quadro riusciamo a capire che c'è una perenne lotta ancora oggi tra chi rivendica una sovranità nazionale e quindi un approccio più tradizionalista legato alla massoneria inglese e invece chi vuole un quadro più ampio che va oltre lo Stato nazionale ed è legato invece alla massoneria francese. Ora, solitamente si parla spesso anche del dominio, no, della massoneria rispetto al mondo cattolico. In realtà dobbiamo fare una specifica su questo. Il mondo cattolico è anch'esso diviso e spaccato, esattamente come tutte le realtà dell'età contemporanea. Cioè nel mondo contemporaneo, per semplificare, noi nel Parlamento sentiamo parlare di una destra e di una sinistra, ma più in generale appunto potremmo parlare di una tendenza alla conservazione, a quello che era un tempo, no, la tradizione, e a quello invece che deve essere un'innovazione scientifica e tecnologica. Queste due pulsioni, così come le troviamo nella massoneria, le troviamo anche nella Chiesa cattolica e nel mondo ebraico. Ed ecco quindi che possiamo parlare di una parte conservatrice della Chiesa cattolica, che quindi stasera vi parlerò poi nello specifico di questo, rispetto a una parte più progressista del mondo cattolico. Stessa cosa nel mondo ebraico, ci sarà una destra e una sinistra ebraica, chiaramente. Partendo dal mondo cattolico, in relazione alla massoneria, bisogna dire che la Chiesa cattolica non è più la stessa rispetto a quella a cui eravamo abituati nel Medioevo. Cioè il papato insieme all'impero nel Medioevo aveva un controllo assoluto su una società che era assolutamente cristiana.
Chiaramente noi associamo la fine del potere temporale dei papi solitamente con la breccia di Porta Pia, quindi nel pieno del Risorgimento. In realtà è inesatto tutto questo, perché inizia da molto prima. Dobbiamo almeno parlare di Napoleone Bonaparte, come minimo. Perché Napoleone Bonaparte non solo cambiò il mondo, ma cambiò anche la stessa Chiesa Cattolica. Perché quando Napoleone prese l'Italia, in qualche modo la Chiesa Cattolica non fu la stessa. Inizialmente Pio VI fu un papa sostanzialmente in prigione, sotto quindi lo scacco di Napoleone, e il suo successore Pio VII capì subito che la sovranità della Chiesa era finita, perché da lì in avanti la Chiesa doveva scendere a patti con questa nuova potenza. Nel caso di Napoleone era una potenza militare, ma la portata che Napoleone rappresentava era una portata di tecnologia, di innovazione del diritto, di una società che cambiava. Una società appunto dove Napoleone, utilizzando la massoneria francese, cioè il Cavaliere di Francia, portava soprattutto la società dei lumi, cioè la società dell'illuminismo, dove c'è una Costituzione che regge uno Stato, con un codice civile, un codice penale, con le anagrafi, con tutto il mondo che noi conosciamo. Si può dire che il mondo di oggi, il mondo contemporaneo, è in parte un mondo napoleonico e post-napoleonico. Di conseguenza anche la Chiesa Cattolica ha dovuto adattarsi a questo nuovo cambiamento. E quindi Pio VII cercò in qualche modo di arrivare al concordato con Napoleone. Il fatto che la Chiesa, per la prima volta nella storia, è costretta a scendere a patti in maniera politica così precisa, con un potere imperiale, non succedeva dai tempi di Carlo Magno, ma anche ai tempi di Carlo Magno l'imperatore non avrebbe mai comunque messo in discussione il Papa, perché tutto, come dicevo, si reggeva sulla cristianità. Da Napoleone tutto questo non esiste più. Cioè da Napoleone l'essere umano non accetta più l'idea di un potere calato dall'alto, che comanda di grazia Dei, come dicono nella Chiesa, come si diceva nel Medioevo, cioè per grazia di Dio. Non esiste più un potere divino. C'è in alcune zone del mondo, ad esempio oggi parliamo spesso di Iran e del regime teocratico dell'Iran, ma a noi occidentali, a prescindere dal nostro orientamento politico, ci fa abbastanza rabbrividire questa impostazione. Questo perché noi siamo intrinsecamente napoleonici nella nostra visione delle cose, soprattutto in Europa. Dicevo che è molto importante capire Napoleone perché ci porta a una riflessione profonda, dove la Chiesa, se prima in qualche modo cercava di dominare il mondo, e come dominava il mondo? Lo dominava con i suoi grandi ordini. Aveva ad esempio un tempo i Dominicani, che erano un ordine potentissimo nel Medioevo, che nasce dopo la soppressione dei Catari, proprio per andare tra la gente ma controllare la gente e individuare potenziali streghe e potenziali eretici. Qual era il problema? Che nell'età moderna, quando la Chiesa inizia a perdere potere rispetto al potere imperiale delle nazioni europee, i dominicani iniziano a essere inadatti a questo potere in cambiamento. E quindi cosa succede? Succede che la Chiesa inizia a pensare che forse c'è bisogno di un nuovo ordine, un ordine che sostituisca i dominicani, perché i dominicani è vero che sono quelli della Sacra Inquisizione, quelli che condannano gli eretici, ma molto spesso sono anche gli eretici stessi. Non dobbiamo dimenticare che Giordano Bruno e Campanella, per fare due esempi, erano dominicani. Quindi in questo ribaltamento dei ruoli, dove giudice e giudicato molte volte si sostituivano, la Chiesa chiaramente si trovò in imbarazzo, soprattutto nel far fronte alla nuova potenza protestante, no? Che si stava diffondendo in tutta Europa. Lutero, e non solo lui, poi Calvino, Mozart, diffonderanno sempre di più il nuovo credo riformato rispetto alla Chiesa di Roma. E quindi si stava creando una vera e propria dicotomia tra l'Europa del Sud e l'Europa del Nord, che in forma non religiosa ma economica esiste ancora oggi. Ancora oggi si parla di un'Europa del Sud, i cosiddetti TIDS, i reali come ci chiamano nel Nord Europa, e loro i virtuosi, quelli ordinati che arrivano sempre mai in ritardo, che non sprecano mai un minuto, lavorano duro. Ecco, questa divisione nasce proprio allora, tra protestanti e cattolici. Ora, in tutto questo contesto c'è bisogno di un ordine nuovo, un ordine che sia un ibrido tra i monaci, i frati e i preti. Questo ordine non può essere uguale a quello medievale, deve essere un ordine diverso, una compagnia appunto, la compagnia del Gesù, i Gesuiti. I Gesuiti nascono con questo scopo. Sant'Ignazio di Loyola, un ex cavaliere spagnolo, fonda nel 1540, chiaramente col sostegno aperto della Santa Sede, la Compagnia del Gesù, la Societas Jesu, come si dice in latino. E questo ordine inizia a entrare
dentro tutte le corti europee, non solo dentro la Chiesa cattolica, e istituiscono una serie di confessionari di corte dove iniziano ad ascoltare i segreti delle singole corti, delle monarchie, iniziano a istituire dei collegi che formano sempre di più i preti e quindi sono loro stessi che iniziano a formare il cambiamento in atto. Quindi sono una vera e propria avanguardia della Chiesa contro il protestantesimo, appunto, contro i paesi del nord Europa che si sono ribellati. Questa realtà nel tempo muta sempre di più e inizia a essere sempre più odiata dalle corti europee. Infatti pochi sanno che i gesuiti non sono esistiti per sempre, ma hanno avuto un periodo in cui sono stati banditi. Già oramai nel Settecento avanzato, i gesuiti iniziarono ad essere visti con sospetto dalle corti europee, soprattutto dai Borboni di Spagna e di Francia, e insieme al Regno del Portogallo vedevano i gesuiti sempre più infiltrati neanche nelle colonie americane, nelle colonie asiatiche, in Africa. Quindi i gesuiti da avanguardia iniziano a essere un problema per gli stessi cattolici, per gli stessi regni cattolici. Quindi cosa succede? Il Papa è costretto a scendere a compromessi con i regni cattolici. Cede, la prima cessione della Chiesa verso i regni è proprio nella soppressione dei gesuiti, che appunto, quindi per almeno un'ottantina d'anni i gesuiti, dalla fine del Settecento, cioè nel 1773, fino ai primi anni dell'Ottocento, i gesuiti sono sospesi, cioè sono costretti a vivere in clandestinità. Tuttavia i gesuiti appunto continuano a sopravvivere, dove loro scappano proprio in Russia. In Russia, siccome c'erano dei territori in Polonia legati ai gesuiti, la Polonia, una parte della Polonia, che oggi chiamiamo Bielorussia, finisce sotto l'impero degli zar, l'impero russo. I gesuiti vengono protetti dai russi sostanzialmente e quindi riescono pian piano a operare in clandestinità. Cosa succede però? Nel frattempo, nel giro di questi 80 anni, molte cose iniziano a cambiare. La massoneria, come abbiamo detto la volta scorsa, nel Settecento si diffonde in Europa e tante realtà parallele alla Chiesa cattolica iniziano a diffondersi. Quindi la Chiesa cattolica ha comunque bisogno dei gesuiti in qualche modo, nonostante stia perdendo il suo potere. Come dicevamo prima, adesso ci stiamo avvicinando appunto a Napoleone, no? Al periodo in cui c'è la rottura massima tra la Chiesa e lo Stato. E cosa succede appunto? Succede che la Chiesa necessita di un ordine che possa ancora contrastare non solo i protestanti, ma anche le nuove massonerie e queste nuove realtà. E allora i gesuiti, anche se in clandestinità, continuano ancora a infiltrarsi nelle logge massoniche, continuano a infiltrarsi nelle realtà iniziatiche, nei circoli degli illumi, degli illuministi francesi, e iniziano a influenzare questi circoli, iniziano a prendere queste idee. La famosa doppiezza dei gesuiti inizia proprio in questo periodo, nel periodo della clandestinità, dove i gesuiti, sotto mentite spoglie, si infiltrano nelle logge massoniche, creando delle strutture parallele. Ad esempio, tutti avrete sentito parlare, lo dicevamo già la volta scorsa per chi non era presente, dei 33 gradi massonici. Ecco, questi 33 gradi, in generale i riti oltre il terzo grado, nascono nella massoneria francese. Pochi sanno però che chi ha sviluppato, insieme ad alcuni aristocratici massoni europei, questi alti gradi, sono proprio i gesuiti. Cioè i gesuiti si infiltrano nelle logge europee e creano queste sovrastrutture di gradi massonici, proprio per avere un maggiore controllo sulle logge e riferire direttamente al Vaticano, alla Chiesa cattolica. Cosa succede però? Succede che nel frattempo la massoneria, soprattutto, e qui torniamo all'inizio, Napoleone, nel periodo napoleonico arriva alla sua massima potenza. Quale massoneria? La massoneria francese, ovviamente. Napoleone è la massima espressione, utilizza la massoneria come un instrumentum regni, cioè come una struttura adatta al consolidamento del suo potere, come un tempo poteva fare magari Costantino con la Chiesa cattolica nell'impero romano. Stessa cosa fa Napoleone con la massoneria di rito scozzese. I famosi 33 gradi di cui sentite tutti parlare sono quelli ancora oggi più diffusi al mondo proprio per via di Napoleone, perché Napoleone, oltre a diffondere i codici di legge e la nuova società contemporanea, diffonde anche i riti massonici della massoneria francese, che ancora oggi sono per la maggiore. Cosa succede? Qui torniamo all'inizio di questa nostra discussione, che Napoleone si impone nella campagna d'Italia, quando conquista l'Italia,
conquista di fatto anche quel che rimane dello Stato della Chiesa, che non esiste più, finisce sotto il controllo di Napoleone. Come dicevo all'inizio, purtroppo Pio VI muore addirittura imprigionato sotto Napoleone, il suo successore Pio VII è costretto in una chiesa di periferia di Venezia, neanche a San Marco, a farsi incoronare papa sotto l'ausilio degli Asburgo, che però lo ricattano in continuazione. Lui è costretto sempre di più a scendere a patti con Napoleone, appunto, come dicevo all'inizio, si arriva al concordato, il primo concordato della storia. Noi ricordiamo in Italia i due concordati più famosi, che sono quelli di Mussolini e di Craxi. In realtà il primissimo della storia del mondo è proprio quello di Napoleone, con Pio VII. E cosa prevede questo concordato? Questo concordato prevede appunto non un semplice accordo tra Stato e Chiesa tra pari, ma chiaramente una Chiesa sottomessa al nuovo potere costituito, al nuovo mondo di Napoleone, perché Napoleone, come ho detto, ha plasmato il nuovo mondo contemporaneo. E il nuovo mondo contemporaneo prevede che ci sia una corrente più progressista e una corrente più conservatrice, perché ormai tutto il mondo europeo e contemporaneo è plasmato in questa maniera, proprio perché, come abbiamo detto, Napoleone da un lato e, la volta scorsa, dicevo, la massoneria inglese con il duca di Wellington dall'altro, si oppongono, no? L'uno verso la conservazione e l'altro verso il progressismo. Cosa succede? Qui torniamo ai Gesuiti. Pio VII cercò di fare un lavoro di equilibrio. Da un lato si apriva a Napoleone al cambiamento, includendo quindi i cambiamenti di Napoleone dentro quel che rimaneva oramai dello Stato Pontificio. Dall'altro però cercava segretamente di riattivare l'ordine dei Gesuiti, che, come abbiamo detto, è stato soppresso per un bel po' di anni. Cosa succede a un certo punto? Arriviamo al famoso e al fatidico 1814, quando Napoleone viene sconfitto dalla Sesta Coalizione ed è costretto per la prima volta ad andare in esilio nell'isola d'Elba. Cosa accade? Che chiaramente Pio VII, il Papa, non gli sembrava vero. Napoleone è sottomesso, le potenze europee che si riorganizzano nel nome della religione, beh allora ne approfitta, quasi quasi io riabilito i Gesuiti. E così fa. Nello stesso anno in cui si inizia tutta la concertazione che poi porterà al Congresso di Vienna, cioè alla restaurazione del potere monarchico cattolico in opposizione all'illuminismo di Napoleone, lui riabilita il Papa, i Gesuiti, li ricrea. Nel 1814 rinascono i Gesuiti. E dove rinascono? Rinascono nel cuore dell'Europa, in uno stato creato in parte dai Gesuiti, che è la Polonia. La Polonia cattolica è stata completamente preservata dai Gesuiti ed è proprio lì che rinascono. Quindi i Gesuiti dalla Polonia si riorganizzano, escono dalla Russia, la Russia che vi dicevo prima aveva protetto i Gesuiti, e riorganizzano tutta la struttura. Qual è il problema però? Che ormai il mondo è cambiato. Dopo Napoleone, come dicevo, il mondo non è più lo stesso. Non è più come nel Rinascimento, nel Medioevo, dove la Chiesa ha un potere assoluto. E quindi anche i Gesuiti sono mutati al loro interno, perché la parte che ha operato in clandestinità in Europa cerca di ristabilire il vecchio ordine dei Gesuiti, un ordine conservatore che si oppone al cambiamento, si oppone all'illuminismo, vuole riportare il Papa Re a dominare il mondo, un mondo che purtroppo, dicevamo, per fortuna, a seconda dei casi, non esiste più. Ma nel frattempo anche i Gesuiti, dicevo, sono spaccati al loro interno. C'è una parte dei missionari gesuiti che sono andati soprattutto in America Latina, che hanno creato un altro nucleo opposto a quello della Polonia europea, che è quello del Paraguay. I Gesuiti sono i primi a dialogare in tutto il mondo, soprattutto in America Latina, con i grandi gruppi di aborigeni, di indios, delle foreste amazzoniche, che non parlavano nemmeno una lingua indoeuropea, non parlavano lo spagnolo, non parlavano il portoghese, non parlavano nessuna di quelle lingue. E i Gesuiti iniziano a instaurare un rapporto con loro tramite altri metodi e iniziano a costruire delle vere e proprie strutture in Sud America parallele a quelle dell'Europa. E cosa succede? Succede che i Gesuiti si accorgono che forse tutto questo grande progresso scientifico, tecnologico dell'Europa non fa poi così bene alla fede cattolica. Il mondo moderno, il mondo contemporaneo, intriso di industria, di tecnologia, il nostro mondo sostanzialmente, si è sempre più allontanato da Dio, si è sempre più allontanato dal sacro. I Gesuiti capiscono invece in America Latina, in contatto con questi popoli che non sapevano né leggere né scrivere, ma vivevano in mezzo alla foresta come uomini primitivi, ma questi popoli riescono a recepire meglio l'idea di Dio, hanno un concetto di sacralità molto più acceso rispetto
agli uomini europei ipertecnologici. E allora i gesuiti iniziano a capire e a pensare che forse l'uomo primitivo, il cosiddetto buon selvaggio, come avrebbe detto poi Rousseau più avanti, in qualche modo è un uomo più vicino alla natura e quindi più vicino a Dio. Quindi non serve essere tecnologicamente avanzati per essere vicini allo spirito, alla civiltà, ma forse civiltà primitive sono più vicine a Dio di quanto non lo siano oramai gli europei imbevuti appunto di illuminismo, di tecnologie nuove, di tutta una serie di mondi completamente opposti a quelli della religione. E allora i gesuiti iniziano a creare un tipo di dialogo con questi popoli molto più semplice, molto più accessibile anche alle masse più povere, più ignoranti, più analfabete. Quindi iniziano a creare un tipo di evangelo, un tipo di diffusione del messaggio spirituale completamente diverso da quello dell'Europa. Ecco quindi che ci troviamo due fronti già contrapposti dentro gli stessi gesuiti. Questi fronti chiaramente tra di loro si scontreranno fino alla fine, fino diciamo almeno al 65, quando a un certo punto la parte latinoamericana prevale su quella europea. Quindi se i gesuiti fino al 65, in Europa soprattutto, sono stati gli alfieri dentro la Chiesa del conservatorismo, della lotta al modernismo, a qualunque cambiamento e modernità, i gesuiti nel 65 cambiano completamente pelle, perché la parte minoritaria dei gesuiti, che è quella latinoamericana, prende il sopravvento nel 65. Siamo quindi nel cuore degli anni 60 e siamo soprattutto nel pieno del Concilio Vaticano II, dove la Chiesa stessa sta cambiando pelle. E non è un caso che il Concilio Vaticano II si faccia proprio nell'istante in cui la componente latinoamericana dei gesuiti prende il sopravvento rispetto a quella europea più conservatrice. Ecco allora che quindi la Chiesa inizia a cambiare, cambia completamente veste e inizia a aprirsi sempre di più alla dimensione sociale, quindi sempre più vicina anche alle ideologie socialiste, sempre più progressista. Questi atteggiamenti chiaramente inducono una visione anche dei gesuiti e della Chiesa sempre più vicina anche alla massoneria progressista. E qui veniamo di nuovo all'inizio della nostra serata. Cioè la massoneria francese, che ha un'attitudine più progressista rispetto a quella inglese, inizia a dialogare con i gesuiti, appunto, con questa parte che la parte sudamericana ha preso il sopravvento. Quindi cosa succede? Succede che la Chiesa a un certo punto, per quanto al suo interno inizia a resistere, non dimentichiamo che la parte conservatrice non sta a guardare. La parte conservatrice della Chiesa, per opporsi a questo cambiamento, che cosa fa? Ovviamente, vedendo i gesuiti sempre più in una deriva sudamericana, quindi progressista, e quindi legata al Grande Oriente di Francia e alla massoneria francese, inizia a dialogare con quella parte di massoneria conservatrice che è quella inglese. E quindi nel 28 che cosa nasce in Spagna? Sempre in Spagna, tra l'altro notiamo, noi dominicani, i gesuiti, nel 28 nasce l'Opus Dei. Anch'esso una struttura unica nel suo genere, perché non sono monaci, non sono frati, non sono preti. Alcuni, diciamo solo il 3% dei membri dell'Opus Dei sono ufficialmente sacerdoti, tutti gli altri sono laici. E perché nasce l'Opus Dei? Nasce proprio perché quella parte conservatrice di Chiesa Cattolica inizia a sentirsi minacciata dai gesuiti e da tutta l'ondata di cambiamento illuminista e modernista che sta per far mutare la Chiesa per sempre. Siamo nel 1928, a Madrid San José María Escrivá crea l'Opera di Dio, quindi che l'Opus Dei, che è una pregatura personale, cioè nel Vaticano pregatura personale vuol dire che sostanzialmente loro non rispondono ai vescovi come tutti i cattolici, ma rispondono direttamente al Papa. C'è un legame direttissimo che ricorda molto il quarto dovere dei gesuiti, il quarto voto di obbedienza che fanno proprio nei confronti del Papa. Anche i gesuiti hanno questo rapporto privilegiato col Papa, no? Quando nacquero nell'età moderna. L'Opus Dei nasce con lo stesso principio, cioè di parlare direttamente al Papa, scavalcando tutta la gerarchia cattolica. Ed ecco qui che dopo una serie di decenni ci troviamo esattamente due fronti contrapposti. I gesuiti da un lato, dove ha prevalso la linea progressista e latinoamericana legata alla massoneria francese, e l'Opus Dei dall'altro, legato sempre di più alla massoneria inglese. Quindi questi due fronti si fanno la guerra. In che modo? Ancora oggi, devo dire, si fanno la guerra. Beh, intanto con gli strumenti che hanno a disposizione. L'Opus Dei si occupa prevalentemente dell'ambito finanziario della Chiesa.
per anni ha gestito lo IOR, ad esempio. Ettore Gotti Tedeschi, storico, dirigente, banchiere dell'Opus Dei, è appunto un soprannumerario, cioè un membro autorevole dell'Opus Dei che gestisce e ha gestito per anni le banche vaticane. Oggi, per chi non lo sapesse, il presidente, ad esempio, del Banco Santander. Il Banco Santander era la banca dell'impero spagnolo, dell'impero cattolico spagnolo. Quindi, chiaramente l'Opus Dei è in mano le finanze della Chiesa Cattolica. I gesuiti ovviamente vorrebbero prenderne possesso, da qui nasce lo scontro, e i gesuiti utilizzano invece l'arma mediatica, l'arma della propaganda, della cultura, della nuova fede del cattolicesimo, che è una cultura che apparentemente si apre ai più deboli, ai poveri, che dialoga con gli ultimi, richiama un messaggio originario di Cristo, appunto. I gesuiti soprattutto sono abilissimi a agire sotto mentite spoglie, come dicevo. Avendo mandato missionari ovunque per diffondere il cattolicesimo in contesti dove non sapevano neanche chi fosse Gesù Cristo, hanno dovuto creare una serie di riti culturali legate alla mentalità del posto. Quindi in Cina, per fare un esempio, Ricci, il famoso gesuita che fu il primo a codificare la Bibbia dal latino alla lingua mandarina, si vestì proprio come un cinese, come un mandarino di corte, per entrare nella corte dell'imperatore e iniziare a divulgare le idee dei gesuiti, le idee del cattolicesimo. Quindi i gesuiti sono abilissimi a pregare insieme ai pagani, pregare insieme ai buddisti, cosa che invece l'Opus Dei non farebbe mai. Da qui c'è una differenza enorme quindi tra questi due ordini. E diciamo che la Chiesa Cattolica ancora oggi è costantemente combattuta tra queste due realtà. Quindi possiamo dire che anche la Chiesa, esattamente come la massoneria, appunto ha una parte conservatrice, l'Opus Dei, e una parte più progressista, i gesuiti. Bene, poi chiaramente da qui dobbiamo entrare in un discorso ancora più ampio, che è appunto il mondo ebraico. Spesso abbiamo sentito anche parlare di complotto giudaico-massonico, di una rete trasversale di ebrei che domina il mondo, i protocolli dei Sari di Sion, eccetera, eccetera. E spesso anche vediamo accostare delle figure che in realtà c'entrano poco l'une con le altre, no? Ad esempio, sento parlare di Soros rispetto allo Stato di Israele. Pochi sanno in realtà che Soros è palesemente filo-palestinese, odia il sionismo internazionale, non è per niente un sionista, così come non lo è Saviano in piccolo, non lo è Ventana. E questo perché? Perché appunto ci sono anche qui due fronti completamente contrapposti. Cioè la contemporaneità di cui abbiamo parlato in Europa, che con Napoleone viene portata proprio in casa degli stati europei, chiaramente non colpisce solo l'istituzione religiosa per eccellenza della Chiesa Cattolica, ma colpisce anche il mondo ebraico, che si divide sempre di più. Anche il mondo ebraico capisce che c'è una parte che deve in qualche modo rinunciare sempre di più al dogma religioso per aprirsi alle nuove realtà del mercato, alle nuove opportunità che il mondo, la finanza poteva dare a una struttura che era sempre più chiusa nel ghetto. E quindi il mondo contemporaneo poteva in qualche modo dare un'opportunità a chi è sempre stato recluso. Dall'altra parte invece c'è un mondo intransigente che sì, magari non si rifà all'ebraismo antico, però sogna in qualche modo di ripristinare stati che sono addirittura dell'epoca biblica. Inizia a immaginarsi una parte del mondo ebraico l'idea che l'antico regno di Re Salomone possa essere ripristinato. Il regno di Salomone, di Davide, lo Stato di Israele appunto, deve essere in qualche modo ripristinato. E come fa? Chiaramente ha bisogno di una potenza che supporta i nazionalismi. E chi meglio della massoneria inglese in tutto questo? Chiaramente i francesi non possono avallare un'iniziativa a danno di paesi arabi. Quindi i paesi arabi che sono sotto l'egemonia francese chiaramente sono sostenuti dal Grande Oriente di Francia, dalla massoneria francese, in un'ottica quasi di emancipazione dei diritti. Dall'altra parte invece c'è una comunità ebraica sempre più ristretta, che fa capo anche a Herzl, che in Inghilterra, nell'Inghilterra britannico, inizia ad avere appunto questa idea di ripristinare l'antico regno. Un'idea che, se ci pensate un attimo, per chi conosce il mondo ebraico, è aberrante, perché in realtà la religione ebraica si fonda proprio sulla venuta di un nuovo messia che deve ancora arrivare e il ripristino del regno ebraico grazie appunto al messia. Quindi non si può ripristinare un mondo ebraico, un nuovo stato ebraico, senza un nuovo messia.
Quindi se ci pensiamo un attimo, la parte diciamo sionista del mondo ebraico è completamente anti-ebraica da questo punto di vista e infatti è nazionalista, però è supportata appunto, come dicevo, dalla massoneria inglese. Quindi abbiamo anche qui due fronti che iniziano a delinearsi. Una parte, certo, una sponda con un mondo sempre più progressista, soprattutto legato all'ideologia del socialismo, del cambiamento, dell'economia di mercato. Un'altra parte invece sogna il ripristino dello Stato di Israele. E chiaramente ci riesce poi nel dopoguerra. Viene appunto creato lo Stato di Israele a discapito delle popolazioni arabe locali che invece rivendicano un'antica appartenenza alla Palestina. Ed ecco qui che abbiamo quindi due mondi completamente contrapposti. Il mondo ebraico che supporta di più il sionismo è la cosiddetta destra ebraica, quella legata quindi a una etnia askenazita principalmente, cioè gli ebrei dell'est Europa, quelli che sono anche legati al mondo delle armi, quelli che sono molto legati agli oligarchi anche, che oggi sentiamo spesso parlare in Ucraina ma come anche in Russia. Quindi sono tutti legati a una visione ultranazionalista legata a doppio filo Israele e quindi alla massoneria inglese. Dall'altra parte invece abbiamo un mondo ebraico completamente imbevuto di progressismo, che vede invece di cattivo occhio lo Stato di Israele e tutto quello che è il nazionalismo ebraico, che è un mondo che quasi si definisce ateo persino, cioè persino quasi disconosciuto tutto l'antico sapere ebraico per abbracciare la modernità e oggi potremmo persino definire il transumanesimo, cioè una visione che va oltre persino l'umano, talmente legata al progressismo e all'idea di un'evoluzione. Quindi questo per dire che spesso sentiamo parlare di una massoneria che agisce unicamente, no? Come un unico ente, una chiesa che agisce come un'unica istituzione, un mondo ebraico che complotta e domina il mondo. In realtà quello che voglio dire questa sera è che ci sono almeno due mondi contrapposti che dialogano sì tra di loro, ma chiaramente quando possono si ostacolano come, perché hanno due visioni radicalmente opposte di mondo. Una è una visione appunto legata alla tradizione e alla sovranità dei popoli, l'altra invece è legata a una visione che va oltre l'umano, proprio perché la tecnologia può sopperire a tutto quello che può mancare nell'essere umano. L'essere umano è un essere imperfetto, quindi cosa può rendere simile a un Dio? La tecnologia. Quindi, ecco, io questa sera ho voluto semplificare leggermente il quadro proprio per darvi un punto di vista diverso rispetto a quello che solitamente si sente in giro, no? Dove da un lato c'è chi nega tutto, nega che esistano dei gruppi di potere più potenti delle singole nazioni, e dall'altra parte invece c'è chi semplifica il quadro dicendo c'è appunto un'unica grande realtà che domina il mondo. In realtà il mondo di oggi non è mai stato così complesso, è pieno di forze contrapposte, correnti al loro interno, che hanno interessi molte volte discordanti gli uni dagli altri, però appunto sono attori della geopolitica internazionale che incidono e come nel nostro mondo. Ecco, io a grandi linee ho delineato chiaramente quelli che sono gli aspetti del mondo contemporaneo di oggi e le tre istituzioni che maggiormente in qualche modo incidono. Adesso vorrei chiaramente lasciare spazio alle domande, soprattutto perché diciamo che è un argomento molto ampio questo, che potrebbe poi essere sviluppato addirittura in serate successive, quindi lascerei spazio a voi se ci sono delle domande al riguardo. Sì, l'unica cosa volevo dire, la volta scorsa mi si diceva che non si sentiva, se magari si vuole avvicinare, facciamo la prova, mi dico. Ma fate non mi fa. Io volevo chiederti se la realtà cattolica e la realtà ebraica come si pongono rispetto al fascismo e alla situazione del fascismo. Beh, diciamo che appunto, come dicevamo, la Chiesa Cattolica, intrisa ormai nel mondo contemporaneo, diviso da una componente destra e di sinistra, cercò comunque di sopravvivere e di dialogare con queste realtà. Diciamo subito che col nazismo si oppose fin dall'inizio, proprio perché il nazionalsocialismo ebbe dei rapporti esoterici con una parte deviata della massoneria inglese, che intendeva sì restaurare un mondo tradizionale, ma un mondo anche intriso di positivismo biologico, cioè un dominio del sangue e della razza rispetto a ogni altra cosa.
e quindi chiaramente per il cattolico, per qualunque cattolico, questa visione neopagana unita a uno scientismo e un biologismo così estremo è aberrante. Quindi chiaramente rispetto al nazismo non c'è mai stato un legame così diretto. Col fascismo invece il discorso cambia radicalmente. Questo perché? Perché il fascismo, soprattutto in un primo momento, nasce come un movimento socialista e quindi, come tutti i movimenti socialisti, è per forza di cose legato alla Francia e alla massoneria francese. E come abbiamo detto, c'era già tutto un mondo gesuitico legato al Sud America che si stava affermando nella Chiesa, che era pronto a dialogare col mondo socialista e quindi era pronto anche a dialogare con tutto l'aspetto del primo fascismo, un fascismo socialisteggiante. Chiaramente però con i patti lateranensi, cioè nel 1929, è la parte invece clericale del fascismo che prevale rispetto a quella progressista e socialista, quindi il fascismo si irrigimenta sempre di più. Dal 25 al 29 il fascismo diviene sempre più regime, da autoritario tendenzialmente sempre più totalitario nella società italiana, quindi inizia ad avere un controllo sempre più capillare, per quanto non avrà mai un controllo assoluto come Stalin o come Hitler in Russia e in Germania, però Mussolini e il fascismo cercheranno di avere un controllo totale. Di conseguenza, anche se Mussolini non era Napoleone, chiaramente, cercherà comunque di imporre il suo volere nella Chiesa Cattolica. Quindi diciamo che se la Chiesa Cattolica verso il nazismo fin da subito ebbe una sorta di repulsione verso quel mondo quasi pagano, col fascismo invece sia la parte progressista, quella dei gesuiti sudamericani che dialogavano con i socialisti, sia la parte più conservatrice, l'Opus Dei soprattutto, che lo ricordiamo nasce nel 28, non è un caso che nasca nel 28, quindi in pieno periodo in cui l'Italia fascista supportava insieme al Vaticano, insieme alla Santa Sede, Francisco Franco in Spagna, in opposizione appunto ai socialisti gli anarchici di Barcellona, che volevano invece instaurare una repubblica in Spagna e non un regno. Quindi nel 28 nasce l'Opus Dei, come dicevo prima, proprio perché una parte di Chiesa cattolica conservatrice ha bisogno di un nuovo referente rispetto ai gesuiti che sono sempre più inaffidabili. E il fascismo in questo ha supportato questa operazione. La parte soprattutto conservatrice del fascismo, in accordo con la Chiesa cattolica, quella parte legata, che poi sarà legata all'Inghilterra, che farà nascere appunto l'Opus Dei, ha supportato tutto questo. Quindi, per rispondere alla tua domanda in sintesi, il nazionalsocialismo è sempre stato contrario alla Chiesa cattolica, proprio perché voleva instaurare un nuovo ordine mondiale pagano e biologico al tempo stesso, cioè si voleva unire le nuove scoperte biologiche razziali legate al dominio e al primato del sangue a tutta quella componente invece legata al paganesimo sassone e norreno di cui il nazionalsocialismo era intriso. E quindi è chiaro che in questa prospettiva la Chiesa cattolica è ovviamente contraria. Diverso invece il fascismo, che inizialmente sia la parte progressista che poi quella conservatrice dialogheranno e come fino ad arrivare appunto al secondo concordato della storia, quello che dopo Napoleone verrà fatto da Mussolini. Primo accordo tra Stato e Chiesa che risolve una volta per tutte la questione romana dopo il Risorgimento. Vedo che c'è un'altra domanda. Io devo fare una domanda. Aspetta, questo. Il comunismo rispetto all'esoterismo che... No, il comunismo rispetto all'esoterismo, che cosa hanno in comune? Bene, ringrazio per questa domanda perché qui si apre tutto un altro capitolo, chiaramente collegato a quello di cui abbiamo parlato stasera, ma che è il mondo marxista, il mondo russo poi più nello specifico. Diciamo che il marxismo in generale, nella percezione comune, è materialista, quindi dovrebbe essere completamente estraneo a qualunque logica spirituale o esoterica, perché il marxismo e il comunismo in generale parla appunto del dominio della materia, di una relazione tra classi, no? Una classe oppressa che si ribella a una classe dominante. Quindi in tutto questo la spiritualità dovrebbe non centrare. E invece, proprio perché il comunismo si è affermato in Russia, istituendo l'Unione Sovietica, in realtà ha in qualche modo, pur bandendo ogni forma di spiritualità, è entrata in contatto con tutta quella spiritualità esoterica russa che preesisteva al comunismo e che addirittura nel comunismo ha preso piede, nel comunismo sovietico.
mi riferisco alla corrente del cosmismo. Il cosmismo è qualcosa che pochi conoscono, soprattutto in Occidente, ma che ha in qualche modo plasmato le menti dei primi intellettuali del Novecento russo. Cioè tutta l'idea, noi banalmente liquidiamo il cosmismo in Italia dicendo che è una sorta di futurismo russo. In realtà non è così, è un movimento molto più complesso, che ha come suo fondatore Fyodorov. Fyodorov è il grande padre del pensiero russo di primo Novecento. Tutti i grandi intellettuali bielorussi, sia quelli ortodossi e religiosissimi, sia quelli marxisti e materialisti, si rifanno a questo grande pensatore, Fyodorov, che è il padre del cosmismo. Chi è questo Fyodorov e che cosa dice il cosmismo? Fyodorov è un grandissimo mistico russo che si rifà alla tradizione ortodossa, però a un certo punto della sua vita anche lui, un po' come in Occidente, nel mondo russo, inizia a vedere che queste nuove scoperte scientifiche stanno cambiando il mondo completamente. E allora inizia a interrogarsi se i dogmi dell'ortodossia russa possono essere ancora validi per il cambiamento dell'uomo futuro, dell'uomo tecnologico che avverrà. E allora inizia a pensare a un tipo di pensiero che può mettere in unione le antiche credenze ortodosse con il nuovo progresso scientifico. E il cosmismo sostiene proprio che grazie all'ausilio della tecnica e della scienza l'uomo può superare non solo i suoi difetti e i suoi limiti, ma può superare persino la morte. Cioè inizia a diffondersi l'idea che l'immortalità l'uomo non la ottiene con la fede in Gesù Cristo, ma la ottiene grazie all'ausilio e al progresso scientifico. È la scienza, è la tecnica che donerà all'uomo di domani l'eterna giovinezza. Cioè magari anche l'uomo che muore oggi, un domani potrà essere addirittura resuscitato dal progresso scientifico. Questa idea, che può apparire quasi bizzarra, è stata l'idea dominante delle classi sovietiche. E perché cosmismo? Perché gli astronauti russi sovietici durante tutta la guerra fredda sosterranno nel Partito Comunista le loro missioni nello spazio proprio mosse da questo credo. L'idea che il progresso scientifico russo potrà trovare nello spazio nuove forme di vita, nuovi pianeti, nuove tecnologie che doneranno all'uomo la vita eterna. Cioè l'uomo, grazie a queste missioni, riesce a sostituirsi a Dio. Non ha più bisogno di Dio, non ha più bisogno di una visione spirituale. È l'uomo stesso che senza lo spirito, grazie alla potenza del comunismo sovietico e grazie alla potenza della scienza russa, può sopperire ogni male. Se ci pensiamo bene, questa logica è molto affine a una mentalità che esiste anche in Occidente, non solo nel mondo russo, perché ci sono oggi grandi filantropi, grandi industriali, grandi banchieri. Pensiamo ad esempio adesso a Elon Musk o tanti altri fautori del progresso scientifico che sono convinti che la scienza può in qualche modo sopperire a qualunque tipo di male, no? Si parla oggi di metaverso, si parla di addirittura creare strutture che possono donare all'uomo, no, arti o pezzi di corpo che si sono persi, no? E magari dei pezzi ionici del corpo possono in qualche modo dare all'uomo una vita più lunga, possono allungare la vita. E da qui al passo ad arrivare alla vita eterna è un attimo, perché le due filosofie sono molto simili fra di loro, molto legate. E chiaramente il cosmismo russo quindi è legato completamente alla visione del comunismo. Quindi il comunismo sovietico, non a caso, alla morte di Lenin, se voi andate ancora oggi a Mosca e vedete il suo mausoleo, è una piramide tronca. A differenza delle piramidi tradizionali che hanno una punta, quindi hanno simbolicamente un collegamento verso l'alto, la piramide fatta dai grandi leader del comunismo, come in Russia ma anche in tanti altri paesi, potrei citare la Corea del Nord ad esempio, le piramidi sono tronche, non hanno la punta verso l'alto, proprio perché il dominio della tecnica, della materia rispetto allo spirito, e il messaggio è tipicamente cosmista. E anche paesi lontanissimi, appunto come la Corea del Nord, ancora oggi sono governati da un uomo che sostanzialmente è morto. L'uomo in cui loro sono legati, cioè il grande dittatore, no? Il caro leader che ha dominato per decenni la Corea comunista, per i coreani in realtà è ancora vivo, non è mai morto. Quindi perché questo? Perché anche lì il progresso socialista della Corea del Nord farà un domani risvegliare il leader comunista che è morto. Quindi è solo un passaggio temporaneo la morte, ma il grande progresso scientifico riporterà in vita l'uomo. Come vedete, questa visione esoterica scientifica, che ripeto ci può apparire persino assurda a noi,
nelle elite comuniste è molto presente. E questa visione chiaramente ha avuto un contatto molto forte con tutta una visione neognostica, no? Legata allo gnosticismo, per chi non lo conoscesse, è un tipo di cristianesimo primitivo che nei primi secoli era in concorrenza col cristianesimo ufficiale, quello appunto che noi oggi conosciamo. E lo gnosticismo diceva che noi non ci avviciniamo a Dio tramite le sacre scritture, ma ci avviciniamo a Dio tramite la gnosis, cioè la conoscenza. E quindi è la conoscenza che fa avvicinare l'uomo al divino. Però per gli gnostici il Dio da prendere riferimento non è quello della Bibbia. Quello della Bibbia è un demiurgo, è un uomo che ha creato una realtà materiale. Il vero Dio è un Dio del sapere, un Dio della conoscenza, un Dio che dona la luce. È Lucifero, appunto. Quindi, quando sentite parlare di Lucifero nei circoli neognostici, quindi a distanza di molti secoli dall'età antica, nei giorni nostri, chiaramente è un riferimento gnostico di Lucifero, cioè Lucifero viene visto come un nuovo Prometeo, un angelo di luce che dona la conoscenza, dona la gnosis, e quindi donando la conoscenza, quindi la scienza in latino, il progresso scientifico, l'uomo riesce a elevarsi, facendo a meno di Yahweh, del Dio biblico appunto. Questi collegamenti che ci possono sembrare molto lontani di secoli, in realtà sono molto vicini. E il cosmismo russo, la visione che può fare a meno di Dio, del Dio dell'Antico Testamento, quello dei creduloni, dei superstiziosi, può invece avvalorare molto una figura mitica come quella di Lucifero, che chiaramente è una visione ideale che hanno i gerarchi sovietici e comunisti, ma questo Lucifero in qualche modo è il padrone della materia, il padrone che appunto porta alla conoscenza, in ribellione a un Dio che ti vuole sottomettere con i suoi dogmi. E quindi l'elite sovietica e comunista, e non solo, tutti i paesi socialisti, iniziano ad abbracciare questa sorta di luciferismo gnostico, che è un satanismo molto raffinato, è una forma di satanismo che non è legata al folklore a cui siamo abituati noi, no? Delle messe nere, o magari della moda dark, la moda metal, e tutto quel mondo che c'è noi noto in Occidente. Quindi, per rispondere alla tua domanda, il comunismo russo è completamente legato a una visione luciferina e neognostica della realtà. Quindi la realtà scientifica del comunismo russo e di una certa elite russa che investe nello spazio negli scienziati è pienamente legata a questo mondo, un mondo che si conosce poco in Occidente, ma che, come potete immaginare, dialoga chiaramente con tutte quelle altre forze. La massoneria progressista, ad esempio, no? Francese, i gesuiti, che come vi ho detto prima, la parte sudamericana dei gesuiti è legata al mondo progressista, che inizia in qualche modo a supportare un'idea di società alternativa a quella tradizionale, quella legata al Dio dell'Antico Testamento. Una società che quindi promuove la scienza e la tecnica, dove l'uomo appunto può fare a meno di Dio. Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì, chiedo che ci sono più domande. Perfetto. Ci sono 3 domande. No. Devo dirlo. Quando viene avvicinato nei conservatori. Da scavare, ecco vero Enrico. Ho 3 punti. Il primo è la mia considerazione, mi sono fatto alla luce delle serate che stiamo facendo insieme, ovvero che la massoneria francese e la massoneria inglese sono direttamente proporzionali tra di loro, nel senso che 2 punti. Se muore una, muore l'altra. Perché? Perché ho una sensazione come se una fosse la mente e l'altra fosse il braccio. La mente è quella che sta dicendo praticamente io devo conservare, cioè la parte inglese dice conservare una cosa, le tradizioni, tutto qualche, il corollario, eccetera. Però nel contempo dice anche conservare il potere. Per conservare il potere la migliore tecnica è quella di ampliare il potere. E questo compito spetta fondamentalmente alla parte progressista francese. Questa è la mia sensazione, no? Per questo dico che sembra direttamente proporzionale, che se muore uno muore anche l'altro, quindi sono collegati fondamentalmente, questa è la mia sensazione.
Le due domande sono: com'è possibile che, sapendo che il sistema, diciamo, chiamiamolo sistema, non è che è la parola giusta, com'è possibile che la massoneria, che è, diciamo, un'entità che generalmente funziona cooptando le persone e portandole a sé, com'è possibile che sia stato, diciamo, infiltrato così, come ho capito, facilmente dai gesuiti, senza che ci sia stata una sorta di filtro, di muro a frenare questa escalation, diciamo. Poi l'altra domanda è: com'è possibile, cioè, che per la prima volta abbiamo un papa gesuita e guarda caso, la prima volta che abbiamo un papa gesuita apre le porte dell'inferno. Beh, Dabei. iniziamo dalla prima domanda. Come ha fatto la Compagnia di Gesù a infiltrarsi nella massoneria europea, soprattutto quella di tipo francese, e creare gli alti gradi della massoneria in Europa? Beh, l'ha fatto perché dobbiamo pensare al contesto storico. È un contesto dove inizialmente la massoneria europea, quella francese, non è subito illuminista. Inizialmente è legata appunto a una resistenza cattolica contro una monarchia inglese che è diventata sempre più protestante, sempre più legata agli Hannover. Quindi in Inghilterra c'era uno scontro in atto tra gli Hannover e che era, diciamo, il fronte protestante dell'Inghilterra, che utilizzava quindi la massoneria inglese in un'ottica protestante, rispetto invece a tutto il ramo cattolico degli Stuart, quindi i cosiddetti guglielmini, no? In un certo senso, che promuovono in qualche modo il cattolicesimo. Allora la prima massoneria francese è fatta da chi? Da nobili che iniziano a sentire che certo l'ideologia dei lumi si sta diffondendo in Europa, ma non siamo ancora arrivati al 1289. Quindi si sentono ancora i padroni in qualche modo, anche se sentono che il mondo inizia a scricchiolare un po', il loro mondo. Tutto sommato l'antico regime, l'aristocrazia, è in qualche modo affamata di affermare se stessa, di ribadire quello che vuole essere. E quindi il titolo nobiliare non basta. Inizia a sentire, soprattutto gli aristocratici di corte del Settecento, la necessità di avere dei titoli, dei gradi massonici superiori al terzo grado. Quindi è una sorta di ambizione, di aspirazione che hanno. E chi è che riesce a cogliere meglio di tutti queste ambizioni? Beh, chi era già all'interno delle corti europee e, confessando i sovrani, gli aristocratici, gli alti prelati, conosce anche tutti i peccati, tutte le pulsioni che può avere dall'interno un certo tipo di potere. E quindi i gesuiti chiaramente iniziano a diffondere all'interno delle logge massoniche francesi degli ideali che si rifanno alla cavalleria, ai templari, alla nobiltà delle crociate, che affascinano questi nobili sempre più deboli all'interno delle corti, sempre più deboli agli occhi di una società che sta per cambiare ormai. Quindi i gesuiti sono stati abilissimi a inserirsi in un contesto di cambiamento come questo, che è stato fondamentale. Faccio un piccolissimo accenno riguardo a questo. I gesuiti addirittura non solo creano gli alti gradi massonici, ma addirittura in paesi come la Germania, che all'epoca era ancora Sacro Romano Impero, anche lì si sta diffondendo la massoneria, una massoneria più debole rispetto a quella francese, quella inglese, e vedono che le logge sono poco preparate. E allora un gesuita fra tutti, Adam Weishaupt, 3 anni dopo la chiusura dell'ordine dei gesuiti, perché io dicevo prima che i gesuiti per 80 anni sono stati banditi dalle corti europee e hanno agito sotto vite spolie. Ecco, 3 anni dopo la chiusura dell'ordine, nel 1776, Adam Weishaupt in Baviera, nel cuore del cattolicesimo europeo, crea l'ordine degli Illuminati. Che cos'è l'ordine degli Illuminati? Non è anche qui né un gioco da tavola, come dicono alcuni, né ovviamente un'ambizione di pochi per dominare il mondo. Semplicemente è un tentativo gesuitico all'interno delle istituzioni più cattoliche di tutte, come quelle bavaresi, di iniziare a diffondere gli ideali dei lumi. E uno potrebbe dire: ma perché i gesuiti, i difensori della fede, vogliono diffondere gli ideali dei lumi che vanno contro il credo cattolico?
Lo vogliono fare perché da 3 anni i gesuiti sono stati chiusi dalle corti europee e quindi vogliono fargliela pagare alle corti europee, vogliono distruggere le monarchie per instaurare delle nuove repubbliche. Su base di quale modello? Sul modello della prima repubblica gesuitica della storia, quella del Paraguay in Sud America, una repubblica creata dai gesuiti. Quello è il modello. Una repubblica che è fatta di gente semplice, come dicevo, aborigeni che non parlano magari neanche bene lo spagnolo, sono semi-analfabeti, vengono educati dai gesuiti a leggere, a scrivere. E gli viene data anche una Costituzione, che non è una Costituzione illuminista, però apparentemente illuminista, apparentemente sembra liberale. È quasi una fotocopia, ma è fatta dai gesuiti. La stessa idea dell'ordine degli illuminati in Baviera è quello di diffondere i testi dell'illuminismo per mettere a repentaglio tutti i principi elettori cattolici del Sacro Romano Impero, gli stessi che avevano consentito insieme ai Borbone alla messa in arresto dei loro fratelli gesuiti. Quindi lo scopo è proprio questo. E l'ordine degli illuminati non solo contribuisce in Europa a creare gli alti gradi massonici, ma addirittura si preoccupa proprio di formare anche i nuovi massoni tedeschi nella correttezza della gestione, nei rituali, quindi hanno addirittura una funzione didattica nella massoneria tedesca, proprio veicolata dall'ordine degli illuminati, che poi chiaramente verrà chiuso, perché ovviamente poi c'è una reazione anche contraria da quella parte conservatrice di cui dicevo, sia della Chiesa Cattolica, sia chiaramente di tutto quel mondo legato alla massoneria poi francese, ma appunto, inglese, ma appunto questo abbraccio mortale tra i gesuiti e la massoneria francese inizia proprio per in qualche modo farla pagare ai vari regni e alle varie monarchie europee. Non è un caso che gli illuministi e la massoneria francese a un certo punto diventerà la massoneria atea e progressista per eccellenza, appunto, che è in perfetta linea con i gesuiti sudamericani, che anche loro vogliono farla pagare a chi ha distrutto l'ordine dei gesuiti. Quindi, a rispondere alla tua domanda, i gesuiti si infiltrano in un preciso contesto storico, che da un lato vede la nobiltà europea sempre più perdere la sua autorità nei confronti di un mondo che sta cambiando, stiamo arrivando alla rivoluzione francese. Dall'altro ci sono i gesuiti che chiaramente si stanno organizzando in clandestinità e vogliono appunto vendicarsi, distruggere le monarchie europee per creare una nuova struttura fatta di repubbliche. Non è un caso che oggi abbiamo più repubbliche che monarchie, in Europa soprattutto, in una certa parte dell'Europa occidentale e non solo. Diciamo che i paesi che oggi contano di più hanno tutti prevalentemente una forma repubblicana rispetto a quella monarchica, proprio perché c'è questo abbraccio clamoroso tra i gesuiti, soprattutto quelli sudamericani, che poi, come ho spiegato, hanno preso piede, e tutto quel mondo legato appunto alla massoneria francese, quel mondo progressista, e di conseguenza anche la sinistra ebraica, appunto. Che, per tornare al discorso di prima che non avevo terminato, se la parte ebraica legata agli Ashkenazi, che è legata alla destra ebraica, la sinistra ebraica, quella progressista, è legata invece ai Sefarditi, cioè quella parte di ebraismo che, un po' come i gesuiti in maniera abbastanza simile, era quella più disposta a scendere a compromessi. Non dimentichiamo che i Sefarditi sono quelli che un tempo venivano chiamati i Marrani. Chi erano i Marrani? Erano gli ebrei che, per sfuggire in Spagna alla Santa Inquisizione, fingevano di essere cattolici. Quindi questa componente che io sintetizzo chiamandola sinistra ebraica, che non sono gli Ashkenaziti ma sono i Sefarditi, Saviano per intenderci, il ministro Speranza per fare qualche nome, sono appunto delle componenti legate a un mondo che fa anche a meno della religione, fa anche a meno della tradizione pura dell'antico popolo ebraico e scende molto spesso a compromessi con i gesuiti sudamericani e con quella parte appunto di mondo legata alla massoneria francese, appunto al progressismo. Tornando invece a Bergoglio, alla porta dell'inferno, voglio solo ricordare che il primo papa gesuita della storia, e non è un caso che per dare un cambiamento clamoroso agli occhi del mondo è stato scelto un papa in Sud America. Vorrei anche ricordare un'altra cosa, che per quanto nel 65 la parte sudamericana progressista dei gesuiti ha preso il controllo totale della Compagnia di Gesù contro la parte conservatrice europea, voglio ricordare che è la prima volta nella storia che Bergoglio, papa attuale, ha nominato come generale dei gesuiti Sosa,
che è il primo sudamericano a capo dei Gesuiti anche. Quindi non solo i sudamericani hanno preso il sopravvento nel 65, ma oggi ce lo stanno sbattendo in faccia, cioè stanno proprio dicendo apertamente che sono loro che comandano e vogliono amministrare la Chiesa. Quindi la parte, diciamo, progressista del mondo cattolico ha preso il sopravvento. Tuttavia su Bergoglio, per quanto c'è il legame con la porta dell'inferno, appunto, e qui ci agganciamo a tutto il discorso che facevamo prima sul cosmismo, sul mito del progresso che può fare a meno di Dio, e quindi se può fare a meno di Dio, a chi a livello simbolico si può agganciare? Chiaramente a Lucifero, a colui che come un nuovo Prometeo dona il fuoco della conoscenza. Quindi il significato simbolico dell'apertura di quella porta è chiaramente un segnale a un certo tipo di mondo. Su Bergoglio però devo dire, Bergoglio è una figura ancora intermedia, per quanto un gesuita. Va ricordato, soprattutto nella prima fase di Bergoglio, quando non era ancora il Papa, ma era un semplice gesuita, che i gesuiti non lo vedevano proprio di buon occhio, perché durante la dittatura in Argentina, Bergoglio, per salvare la propria pelle, scendere a compromessi col potere di Videla e di tutti i generali argentini, vendette in qualche modo i propri fratelli, facendo nomi e cognomi dei suoi colleghi gesuiti, proprio per affermarsi lui durante la dittatura argentina. E questa posizione, diciamo che alla Compagnia del Gesù non è piaciuta moltissimo. Quindi in realtà dire che Bergoglio è un uomo completamente legato alla Compagnia del Gesù, sì, è vero, è un gesuita, ma non è così amico. E allora potete immaginare chi è che ha supportato Bergoglio in tutta una prima fase, prima di diventare poi pontefice. Nella prima fase Bergoglio non era sostenuto dai gesuiti, pur essendo un gesuita, ma è stato sostenuto soprattutto da Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, che è il Papa invece più vicino di tutti all'Opus Dei, quindi completamente avverso ai gesuiti. Se voi andate a vedere nel dettaglio il pontificato di Wojtyla, è un pontificato che a malapena riceveva il generale dei gesuiti nella Santa Sede, proprio perché era visto completamente di cattivo occhio l'ordine dei gesuiti. E quindi Bergoglio in tutto questo era tra gli incudi nel martello. Lui era sì un gesuita, ma doveva trovare una sponda favorevole. Caduto il regime dei militari in Argentina, dovette scendere a patti con l'Opus Dei, che in qualche modo tramite Wojtyla, tramite Giovanni Paolo II, fu nominato vescovo di Buenos Aires. È così che Bergoglio divenne vescovo, grazie al supporto dell'Opus Dei, non dei gesuiti. Chiaramente però l'idea di dare un segnale anche di cambiamento a livello epocale era importantissimo, e dal momento che la Chiesa Cattolica non è totalmente dominata dai gesuiti, ma come ho detto le finanze sono ancora in mano all'Opus Dei, chiaramente si è scelto un candidato intermedio, cioè un gesuita, Bergoglio, che al tempo stesso però è stato sostenuto in una prima fase dall'Opus Dei. Quindi Bergoglio è una figura di compromesso, non è una figura completamente legata al progressismo della Chiesa. Se ci pensate bene, lui è un po' un cerchio bottista, cioè dà un po' un colpo al cerchio e uno alla botte. Lui in qualche modo, in tutto il suo pontificato, ha aperto ad esempio addirittura ai lefebvriani, a quella parte della Chiesa che si è opposta al cambiamento progressista, no, del Concilio Vaticano II. Quindi era quella parte che vorrebbe ripristinare il rito in latino, vorrebbe di nuovo un papato re come era un tempo, no? Una monarchia ecclesiastica pura. Ecco, Bergoglio ha aperto a quella parte della Chiesa, dicendo addirittura cose che i papi precedenti non avevano accettato. Bergoglio ha detto che se un cattolico va addirittura dai lefebvriani può ricevere la comunione, può ricevere il corpo di Cristo. È un'apertura teologica importantissima verso un mondo ultraconservatore che vorrebbe ripristinare la messa in latino, che è quasi anomalo per Bergoglio, uno che nemmeno si fa baciare l'anello, no? E addirittura va a lavare i piedi ai carcerati, agli immigrati, quindi da un'immagine di lui assolutamente appunto progressista, sociale, un papa pop, molto aperto, no? Nella sua comunicazione rispetto a un Ratzinger che era molto medievale, con l'ermellino, le scarpe di Prada, e dialogava a distanza, un grandissimo teologo. Quindi in questo senso diciamo che Bergoglio rappresenta un compromesso tra i due mondi, le due anime che ancora sono in lotta. La vera scommessa è: chi ci sarà dopo Bergoglio? Ci sarà un cardinale di orientamento, come vorrebbero i vescovi americani, un cardinale più conservatore? Oppure ci sarà magari un papa legato al progressismo, legato al mondo
della conferenza episcopale tedesca, che invece vorrebbe un mondo cattolico molto più aperto, che fa diventare le donne dei sacerdoti, sposa gli omosessuali, si apre, diciamo, a un cambiamento iperprogressista della società, e addirittura sposerebbe i dogmi di Lutero. Ecco, ci sono due anime della Chiesa, non è un caso che ci sono due papi, infatti. Uno è ancora la testimonianza di un vecchio mondo conservatore, legato soprattutto a Comunione e Liberazione e in seconda battuta all'Opus Dei, che è chiaramente Benedetto XVI, e dall'altra parte Bergoglio, che è un po' l'anello di congiunzione di questi mondi che si oppongono. La vera scommessa appunto è capire chi verrà dopo Bergoglio. Quale papa ci sarà? Un papa progressista, legato quindi ai gesuiti, alla massoneria francese, o un papa legato alla massoneria inglese, legato all'Opus Dei? Questa è una vera scommessa. Molti, anche dentro l'Opus Dei, ad esempio, pensano che la Chiesa purtroppo rischia persino di spaccarsi in due. C'è chi parla, già adesso esistono due chiese di fatto. Ci sono due papi e ci sono due chiese. Perché voglio ricordare che se durante lo scisma d'Occidente, nell'età rinascimentale, ci furono addirittura 3 papi per un periodo, tutti e 3 i papi comunque erano ben allineati in quella che era la fede e la dottrina cattolica. Oggi invece abbiamo un papa che sostiene che sostanzialmente l'inferno nemmeno esiste, e dall'altra parte invece abbiamo un papa che è ancora ben saldo nella dottrina della fede, per quanto ormai sempre più anziano e sempre più malato, no? Quindi diciamo il futuro della Chiesa bisogna adesso seguirlo passo dopo passo. Viviamo tempi di cambiamento, quindi indubbiamente anche la Chiesa è immersa in questo cambiamento. Spero di aver risposto alla tua prima domanda, ma mi hai fatto l'altra domanda che è legata a un rapporto, diciamo, trasversale, ma in un certo senso anche di amicizia, tutto sommato, tra massoneria inglese e massoneria francese, cioè è quasi una finta, no? È quasi il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, da come l'hai rappresentato. Un fondo di verità in quello che hai detto c'è, nel senso, la contrapposizione tra massoneria inglese e massoneria francese è profonda, esiste, non è fittizia, ci sono proprio due idee radicalmente opposte nel mondo, che come ho detto dialogano anche con mondi ebraici e mondi cattolici opposti a loro volta. Però è anche vero che nella visione massonica, sia dei francesi che degli inglesi, comunque il massone ha un'idea di equilibrio e non di bene e male. E siccome nell'universo ci vogliono forze uguali e contrarie, è importante che ci sia una forza della conservazione e una forza invece del progresso. Una forza che spinge in avanti e un'altra che si oppone. Questo crea equilibrio e fa sì che una struttura rimanga in piedi. Senza questo, la grande cattedrale, per usare un simbolismo massonico, crollerebbe. Quindi in un certo senso un fondo di verità nella tua domanda c'è. Nel senso che entrambi, pur avendo posizioni radicalmente opposte, pur uccidendosi magari tra di loro, cosa che è già successa, Napoleone e il duca di Wellington, voglio ricordare, però comunque diciamo che si tollerano perché comunque entrambi sono funzionali a un equilibrio, a una funzione di equilibrio, non solo di mantenimento politico, non è solo un potere finalizzato al potere, c'è una visione più ampia. Dobbiamo immaginarci che l'uomo non agisce solo in una funzione di mero tornaconto personale, che chiaramente è presente, ma c'è anche una visione più ampia, che è una visione metafisica, spirituale, esoterica. Ci sono motivazioni irrazionali che muovono la nostra mente, no? Da Freud in poi la psicanalisi ci dice qualcosa in merito, e di conseguenza anche l'esoterismo che da Jung in avanti ci comunica determinati concetti. Quindi non dobbiamo immaginarci un potere solo razionale che mira al mero tornaconto personale. Quello chiaramente sono i ladri di pollo, come l'ultimo Qatargate di cui è emerso ultimamente, dove troviamo i sacchi di soldi negli armadi. Ma chi ha il vero potere non ha un potere solo di denaro, ha il potere di creare denaro, ha il potere di creare una realtà dal nulla, cioè dall'idea, dal pensiero, crea e plasma la realtà. E questa è la chiave di volta, per usare un altro simbolismo biblico ma anche massonico, che fa la differenza. E questo che cambia tutto nel modo di intendere il potere. Non c'è una visione solo economicista, legata al dominio dei soldi, c'è anche una visione prettamente spirituale, esoterica. Spero di aver risposto alla tua questione.
Sento. Viva. Grazie. Grazie. Mi riallaccio al discorso di prima quando parlavi di cosmismo, che arrivava a dire che la morte è soltanto lo stato momentaneo, poi la scienza, la tecnologia avrebbe superato anche questo stato. Però questo non è, almeno a mio avviso, non è bello e non capisco come loro possono pensare che questo sia una rivoluzione diciamo a noi vantaggiosa, perché nel momento stesso in cui sconfiggiamo la morte siamo condannati alla morte eterna. Di conseguenza è evidente, no? È una questione numerica, se sconfiggiamo la morte ovviamente non possiamo più riprodurci, questo è evidente, perché altrimenti moriamo veramente. E dico, queste persone che non sono sicuramente stupide, penso siano giunte alla stessa conclusione. Come la coniugano questa cosa sia la massoneria diciamo progressista che quella più tradizionale? Grazie per la domanda, perché pone diciamo, l'accento su un elemento importante, che è quello appunto della sopravvivenza della specie. Cioè, se viviamo tutti in eterno, che senso ha riprodursi? Beh, ma se ci pensate un attimo, noi da diversi anni ormai, nel mondo occidentale non solo, sentiamo in qualche modo delle politiche che bloccano le nascite, vanno contro l'istituzione delle famiglie, vanno contro l'idea di un uomo e di una specie che va avanti. Anzi, sentiamo dire che forse per il bene dell'ambiente, della Terra, è bene che riduciamo il numero dei terrestri. E forse è persino bene che non facciamo più figli, no? Sentiamo dire che oramai sia l'aspetto sessuale, l'aspetto di appagamento psichico, l'aspetto di appagamento di qualunque cosa deve essere sempre più individuale, sempre più legato al singolo individuo, che diventa quasi un mondo a sé stante rispetto a tutto il resto, no? E allora questa logica si configura perfettamente nella visione cosmista, perché in effetti il cosmismo e il neomalthusianesimo, che non so se molti di voi lo conoscono, sostanzialmente prevede che l'uomo può fare a meno sempre di più delle nascite, perché anche questo viene sopperito dalla scienza. Cioè la scienza riesce in qualche modo a garantire la vita eterna, di conseguenza non c'è più bisogno neanche di riprodursi, non ci sarà nemmeno più bisogno di attuare pratiche sessuali, perché in realtà l'uomo potrà pagarsi da solo, l'uomo e la donna, grazie sempre alla scienza e alla tecnologia. Non so se avete sentito parlare, ma penso di sì, di robot, uomini o donna, che un domani dovrebbero in qualche modo appagare sessualmente sia il maschio che la femmina. Quindi in quest'ottica tutto è finalizzato solo al soddisfacimento, diciamo, personale, non più alla riproduzione della specie. Quindi abbiamo un'intera società che va verso una certa direzione. Le pubblicità ormai dagli anni '80 in Occidente non solo spingono a messaggi subliminali, poi sempre più espliciti legati alla pornografia. E la pornografia, voglio ricordarlo, non è, diciamo, un'azione di marketing finalizzata semplicemente al contrasto del bigottismo, alla libertà dell'uomo, dell'individuo, alla libertà sessuale, perché la libertà sessuale in forma privata c'era persino nel Medioevo, cioè i libertini sono sempre esistiti. Il punto è che la pornografia, ad esempio, nel sistema occidentale ha uno scopo ben preciso, che è quello di minare la sessualità, in particolar modo quella maschile, che molte volte a livello statistico fa più abuso rispetto a quella femminile, proprio a livello neuronale, e quindi crea dei problemi sempre più di disfunzioni, di impotenze. Quindi c'è tutto un sistema che dalla pornografia fino all'utilizzo di una visione scientifica più ampia legata al fare meno figli spinge proprio in tal senso, cioè l'idea di dire l'umanità può fare a meno della riproduzione, può fare persino a meno dell'atto sessuale tra uomo e donna. Noi possiamo creare dei robot che possono soddisfare al meglio gli uomini e le donne, perché se ci pensate vale lo stesso principio. Così come l'uomo e la donna sono imperfetti in quanto esseri umani, saranno anche imperfetti, diciamo, nell'atto sessuale, che per quanto può essere meraviglioso, non sarà mai perfettissimo come una macchina. C'è sempre l'idea di raggiungere la perfezione come una macchina, nell'atto sessuale, nell'atto quindi di sconfitta della morte, nell'atto di ogni tipo di sfera umana. Quindi questa logica, per rispondere alla tua domanda, si configura e si coniuga perfettamente tra il cosmismo e la visione neomalthusiana della riduzione delle nascite, perché sono collegati questi due aspetti. Cioè il progresso smisurato della scienza può in qualche modo fare a meno di tutto, cioè l'uomo diventa un nuovo Dio individuale che sconfigge la morte, quindi non ha neanche più senso in qualche modo
parlare dell'aldilà, perché l'aldilà, oltretutto in un'ottica ipermarxista, ipermaterialista, non esiste. Esiste solo il principe di questo mondo, appunto, il diavolo. Non è un caso che a livello etimologico il diavolo in greco vuol dire proprio colui che divide. Questa è una società che divide, è la società dove degli ismi. Il comunismo parla di lotta di classe, dove appunto le classi si contrappongono tra di loro. Il femminismo parla appunto di contrapposizione tra uomo e donna. Cioè abbiamo sempre una serie di ismi, no? Non c'è mai un'armonia, non c'è mai una politica per dire della pace, c'è una politica pacifista, non c'è mai una politica a favore delle donne, c'è una politica femminista che crea invece una contrapposizione. Gli antichi ci hanno sempre detto che la politica deve essere armonia tra i popoli, tra l'uomo e donna, tra gli orientamenti sessuali, tra l'uomo e Dio. Invece qui torniamo al discorso della piramide tronca. C'è sempre una separazione tra l'alto e il basso e anche nella materia si vuole sezionare le parti, si vuole dividere. In questo siamo diabolici. A differenza invece di una società simbolica come quelle tradizionali, dove il simbolo ti riconduce all'unità, ti riconduce a trovare il tuo centro. Quindi c'è una contrapposizione totale tra questi due mondi, quello diabolico e quello simbolico. Grazie. Sì, volevo chiedere, oggi Putin è la Russia. Oggi Putin è la Russia. Sì. Bene, la Russia di oggi, quella di Putin, è una Russia molto diversa in realtà rispetto a quella sovietica, benché i nostri mezzi di informazione ci danno un'idea completamente diversa, no? Sembra quasi che abbiamo di fronte Giuseppe Stalin, no? Che vuole invadere l'Europa, vuole di nuovo esportare il comunismo. In realtà il modello di società russa proposto è sostanzialmente un modello tradizionale di Europa. Quindi il paradosso è che la Russia di Putin oggi promuove un modello completamente tradizionalista e conservatore, rispetto invece a una struttura sovranazionale come l'Unione Europea che è completamente proiettata verso un progressismo che appunto può fare a meno di Dio, tornando al discorso di prima. E quindi la Russia di Putin oggi si colloca all'interno di una battaglia ben precisa, che è una battaglia appunto di un mondo tradizionale, appunto, come dicevo prima, un mondo simbolico, rispetto a un mondo invece del progresso, del transumanesimo, di un mondo che a un certo punto potrà fare a meno anche dell'umano. E infatti in Russia abbiamo politiche a favore delle nascite, a favore della famiglia, una politica che in qualche modo utilizza sì la tecnologia ma al servizio di un'armonia tra l'uomo e la natura, e un'altra invece dove l'uomo in qualche modo può fare a meno di tutto nel nome di una scienza e di un progresso smisurato. Quindi Putin e la Russia in questo contesto si inseriscono perfettamente, perché oggi non è un caso che in Ucraina c'è il massimo del livello di scontro, perché l'Ucraina è proprio quella zona di frontiera tra un mondo di Europa sempre più orientata verso il progresso e un mondo invece legato all'ortodossia, alla tradizione, alla conservazione. La stessa Ucraina, se andate a vedere bene la cartina geografica, è spaccata in due. C'è la parte minoritaria intorno a Leopoli, verso appunto l'occidente dell'Ucraina, l'antica Polonia austriaca si diceva un tempo, l'oblast di Leopoli, che è chiaramente legato a tutto il mondo occidentale, il mondo liberale, progressista, legato alla massoneria francese, legato appunto a un'idea di progresso smisurato. E Zelensky, abbiamo visto tutti, no? Le immagini di Zelensky di qualche anno fa con il tacchespillo, i video che faceva in onore della cultura gender, di una cultura che va oltre quindi il maschile e il femminile, no? La cultura dell'ibrido, la cultura che può fare a meno appunto dei figli, della natalità. Quindi Zelensky e l'Ucraina che lui rappresenta chiaramente è legata pienamente a un mondo che si contrappone alla Russia di Putin e a tutta una parte di Ucraina, come dicevo, che invece è orientata verso est, che la parte est e sud del paese invece russofona, quindi di lingua russa, è fortemente legata al mondo della tradizione ortodossa. Quindi diciamo sono due mondi che si scontrano, ma questo scontro che vediamo tra la Russia e l'Ucraina non è un semplice scontro regionale, è uno scontro chiaramente molto più aperto, molto più ampio, che è uno scontro globale. Cioè noi abbiamo una potenza egemone, parlando prettamente sul piano geopolitico, che sono gli Stati Uniti d'America, in particolar modo il Pentagono, che vuole appunto, non a caso si chiama Pentagono, vuole dominare sui 5 continenti e divide il mondo
in base alle sue flotte, alla US Navy, e dall'altra parte invece abbiamo la Russia che è invece una delle massime rappresentanti di un mondo tradizionale, un mondo che invece ostacola tutto questo. E l'invasione o operazione militare speciale, a seconda di come mi piace di più, dell'Ucraina rappresenta proprio questo, rappresenta una prima sfida a un mondo che sta cambiando, un mondo che deve essere messo in discussione, dove la Russia vuole in qualche modo imporsi sull'egemonia americana, sull'egemonia statunitense, ma più in generale su quello che rappresenta l'America oggi, quel mondo progressista di cui vi ho parlato questa sera, appunto. Spero di aver risposto alla tua domanda. Beh, se ci sono altre domande o se è tutto chiaro, non so, spero che... Insomma... Beh, allora, in qualche modo vi ringrazio tutti di essere qui e insomma vi invito al buffet, nel senso faccio il padrone di casa. Vi ringrazio.